Il pane è l'elemento di più intenso valore simbolico nell'opera di Dalì. Nella sua tappa surrealista assume con frequenza un significato fallico, ma ha soprattutto un'intenzione trasgressiva. Il mio pane era un pane ferocemente antiumanitario. Era il pane della vendetta del lusso immaginario contro l'utilitarismo del razionale mondo pratico. Nella tappa classica si riflette la sua ossessione per la forma. Per 6 mesi il mio obiettivo è stato recuperare la tecnica perduta dei classici. È il quadro più rigoroso dal punto di vista della preparazione geometrica. E nella tappa del misticismo nucleare prende un valore chiaramente eucaristico. Dipingerò al centro della Madonna di Port-Yiga, nell'apertura che ha il bimbo sul petto, una cesta con un pane bianco che voglio sia il suo nucleo vitale e mistico.